Ringraziabi Mamma Presidente, io Presidente esecutivo ed era già se 3 anni fa ci guardavamo in cada roccio, perché era così, a chi scuola corsa, perché chi a maggior parte uscivano da un sistema educativo e non erano più contenti di ciò che si passava e avevano francato un passo dicendo ci lanciamo in associativo e tanto avremo forse altri risultati e si poi che a cabo di 3 anni i risultati sono qui e dall'altra banda l'educazione nazionale che si sentiva quantunque appena attaccata e dunque l'affare era appena adesso. Oggi c'è un lavoro d'amanto che è stato fatto da parte di scuola corsa, da parte del rettore, si scuda, avremo la possibilità e noi qui in qua commissione molto più di discutere assai tra di noi e tutto si passa oggi. Non c'è più né competizione né gente che si fiediano in cada roccio, c'è oggi gente che lavorano in stesso senso, appella a mano e che avanzano per corsica. Ma sul rapporto l'ho detto, mette in risalto parecchi affari. Il primo arrivato a necessità di sicurezza giuridica, perché chi un po' mica, una basta mica di avere l'impegno di un uomo, l'impegno di una struttura. Oggi la fragilità giuridica ci porta a trovare minighette per la redazione di un nostro rapporto, perché chi conciamo appena insomma per poter passare al controllo di legalità e non è manco sicuro, ma tutto questo un po' mica dura. Tutto questo un po' mica dura, sono cose che a momento si devono regolare di maniera giuridica, cioè trovare una soluzione e secondo noi questa soluzione verrà da governanza organica. Speriamo che l'insegnamento della lingua corsa, l'insegnamento immersivo sarà riconosciuto da piazza e tanto si vorrà lavorare in tutta sicurezza. Dunque, la prima cosa, avanzare all'autonomia e riflettere a una scrittura per la competenza di insegnamento e la competenza di lingua corsa e di l'immersivo, di sicuro. Il secondo punto è la valutazione. Si parla assai oggi di una onda come dall'altra, da un sistema pubblico come un sistema associativo, posto che mettiamo noi qui a collettività di Corsica, mettiamo assai soldi, di sicuro ciò che ci sia un controllo e sul controllo forse che ciò che sia più stretto, non basta mica oggi è valutazione che sono trasmesse, penso che a un livello di capiscitura, si può, ma è difficile da misurare quantunque, di scrittura, di lettura, ma ciò che imprema o più è quantunque o parlare, espressione, perché il nostro scopo è quantunque di rigacciare questo sistema immersivi, educativi e associativi, si deleghi a capo di qualche anno, a capo di qualche mese, per certi, perché chi ce n'è già, ma è un esempio dopo, siano cursovoni. Dunque, una misura di espressione che secondo noi è importante. Abbiamo bisogno di misurare, di pesare ciò che noi diamo di maniera finanziaria. Il terzo punto, dunque, primo punto,
assigurizzazione giuridica, secondo punto la validazione, terzo punto l'equilibrio territoriale. E monteso che scuola gorsa è più un gismonte che un bumonte, o è vera, è una realtà, ma è secondo i progetti sopportati da il comune, dai parenti, dalla soci, è così che parte l'affare. Dunque per ora ce n'è di più un gismonte, ma forse che si capisce. Lo scopo è dare dopo la scuola moderna e elementaria di avere un collegio immersivo. Dunque per costituire un collegio immersivo, ciò è che lo sia alimentato da parecchie scuole e dunque ciò a fa di modo che ce ne sia abbastanza per giungere a aprire un collegio. Dunque il collegio di sicuro saprà in giro a Bastiglia, in siloghi giusti, posto che c'è già Bastiglia, Biguglia, Luciana Domane, dunque il collegio da aprire, ma sarà un rugione bastiaccio, non primo tempo. Le domande sono numerose, di sicuro ce n'è appena dappertutto in Corsica, ma abbiamo una proiezione a Nanta poca, mi si pare che è stata data a Nanta 8 anni, e tutti gli anni c'è un sito in più che si apre. Dunque per ora il ritmo è tenuto, gli obiettivi avanzano come l'era previsto, e si può dire che in cui 220 scolari e soprattutto 34 salariati, impiegati. Oggi scuola Gorsa è l'impiegatore immersivo di Geradio, il più importante di Corsica. Il rettore dice all'altro giorno in riunione un modello di un sistema educativo pubblico si deve fare a un modello di scuola Gorsa. E si capisce perché chi abbiamo e ripetiamo usare le piedi in conto a mattina a guarderia, in scuola, a mezzogiorno a cantina, a sera a guarderia. E di sicuro conta di più che quando un zidello è in una scuola, quando è in ricreazione ci sono scuole che sono sia a mezzo standard e a mezzo dette immersive, che non è mica l'immersione, dunque c'è una definizione da lavorare attorno a Nanta l'immersivo. Noi possiamo dire, e possiamo qui in semigiglo qui, possiamo dire che se tutto quello si può fare, è per via di noi, perché chi né scuola Gorsa né a formazione dei maestri no sistema pubblico si potrebbe fare se a collettività mettia tanti soldi per ottenere questi risultati. 1,1 milione a Nanta 1,6 milione, a studiare un mecenato che permette di pagare tutto, di ottenere su 1,6 milioni. Dunque, se non c'era collettività, non si potrebbe mica fare. Allora, quando noi sentiamo si fa poco per la lingua, si 3 anni che sono passati qui, si poi che nel dominio della scuola c'è stato proprio un salto che è stato fatto. Allora, forse i risultati li abbiamo da qui a qualche anno, ma c'è qualcosa che ha cambiato. Allora, l'abbiamo detto e ripetiamo che è fragile, posto che sappiamo che può cambiare da qui a domani. Se abbiamo un brevetto o qualche sia che ci porta in tribunale, come noi abbiamo qui per il regolamento interno dell'Assemblea, tutto può cascare, sappiamo. Ma non si pianta mica una mossa in girare la lingua così. Voglio felicitare di sicuro il presidente Giuseppe Durchini e tutta la sua squadra pedagogica e amministrativa per tutto il lavoro che li fanno
in giro a scuola corsa, i parenti che sono assai impegnati, a speranza di un punto di speranza di che i parenti sono a scuola. Quando gioca a fare un banchetto a scuola, quando gioca a stuppare un gabinetto, quando gioca a mettere l'elettricità, i parenti sono qui. E la relazione in quella scuola non è mica lo stesso. Quando si vede che i parenti sono interessati dalla scuola, lui è interessato di più anche lui, si capisce. Dunque i parenti hanno una parte importantissima in suo sistema, i meri e squadre comunali di noi, perché ci sono assai avvenimenti per poter pagare un po' di affari a scuola corsa, grazie a tutta l'animazione e gli avvenimenti che sono fatti e portati dai parenti e dalle municipalità. Dunque, ecco, siamo in traccia, mi pare, di costruire due sistemi educativi assai esemplari e ne dobbiamo essere fieri. Vi ringrazio. Ringraziabi. Allora,